da Nicoletta e oggi condivido delle pilloline che mi ha trovato Larissa. Chi sono io? Chiese un giovane ad un maestro di spiritualità. Te lo spiego con una piccola storia, rispose il saggio. Un giorno, dalle mura di una città verso il tramonto, si videro sulla linea dell'orizzonte due persone che si abbracciavano. Sono un papà e una mamma, pensò una bambina innocente. Sono due amanti, pensò un uomo dal cuore torbido. Sono due amiche che si incontrano dopo molti anni, pensò un uomo solo. Sono due mercanti che hanno concluso un buon affare, pensò un uomo avido di denaro. È un padre che abbraccia un figlio di ritorno dalla guerra, pensò una donna dall'anima tenera. È una figlia che abbraccia il padre di ritorno di un viaggio, pensò un uomo addolorato per la morte di una figlia. Sono due innamorati, pensò una ragazza che sognava l'amore. Sono due uomini che lottano all'ultimo sangue, pensò un assassino. Chissà perché si abbracciano, pensò un uomo dal cuore arido. Che bello vedere due persone che si abbracciano, pensò un uomo saggio. Ogni pensiero, concluse il maestro, rivela a te stesso quello che sei. Cosa significa? Che spesso noi negli altri vediamo il nostro specchio, quello che ci piacerebbe avere, quello che ci piacerebbe essere, quello che magari abbiamo e ci riverbera all'interno del cuore, o quello che non abbiamo e agogneremmo, vorremmo avere. Cosa vedi tu in due persone che si abbracciano in lontananza? Cosa vedi? Due persone che si ritrovano magari? Due persone che hanno avuto un piccolo stacco e poi si ritrovano e si guardano negli occhi e riprendono la strada assieme. Chissà cosa vedi in due persone che si abbracciano da lontano. Ciao, 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 ciao.